L'energia è in ogni azione quotidiana. Usiamo l'energia per costruire le nostre case, per riscaldare le nostre scuole, per andare al lavoro, per muoverci sul territorio. Quindi tutti siamo coinvolti dal tema energetico. In particolare le amministrazioni pubbliche stanno affrontando questo argomento. La Regione Veneto ha proposto il suo piano energetico. Un piano energetico che si rivolge soprattutto alle fonti rinnovabili, all'efficienza energetica e al risparmio delle energie rinnovabili. Il piano energetico della Regione Veneto si compone sostanzialmente di due parti, una parte conoscitiva e una parte valutativa. La parte conoscitiva è riferita ai dati di definizione del problema energetico, quindi contiene i dati sui consumi, i dati sulle infrastrutture, i dati sulla produzione energetica e sugli impianti presenti sul territorio della Regione Veneto. Questa parte si conclude con le azioni messe in campo dalla Regione Veneto e i programmi che sono previsti per realizzare quanto richiesto dalla Comunità Europea, che è la produzione da fonti rinnovabili sul territorio veneto pari a circa il 10% della produzione totale. La parte valutativa del piano energetico ambientale è praticamente la valutazione ambientale strategica, che definisce il quadro ambientale, ossia tutta la parte relativa alla situazione dell'atmosfera, del paesaggio, delle risorse idriche, dei rifiuti e del rischio idrogeologico. Ampio spazio nella valutazione ambientale strategica è destinato alla descrizione delle tecnologie da fonti rinnovabili, il che significa impianti con biomasse, impianti fotovoltaici, solari termici, idroelettrico e geotermia. Infine, la valutazione ambientale strategica si conclude con la valutazione di coerenza, la coerenza con la pianificazione territoriale locale e la programmazione nazionale, a livello nazionale. Il piano energetico regionale avrebbe richiesto dei tempi e dei modi per le osservazioni, i suggerimenti da parte dei soggetti interessati, compresi i cittadini. In verità avrebbe dovuto essere presentato all'inizio del mandato regionale e invece è stato pubblicato anni dopo, quindi a 2 anni dalla scadenza elettorale. Eppure le problematiche e le criticità dell'ambiente in relazione al territorio veneto sono tantissime e sono molto gravi. Come Movimento 5 Stelle ci siamo organizzati in gruppi di lavoro e abbiamo cercato di studiare la materia, individuando alcune di queste problematicità. Sentiamone alcune. La critica che noi facciamo al piano è in questi termini. Ad esempio, lo spreco nascosto di energia contenuta nelle risorse materiali, cioè il ciclo di vita dei prodotti va valutato, perché altrimenti si consente che la materia venga degradata in 1000 forme. Secondo punto, nel piano non ci sono chiari riferimenti a un modello di reti energetiche di più piccola scala contro la visione di grandi impianti, che è quello che ha creato i problemi nel nostro territorio. Terzo punto, la corsa delle energie rinnovabili va sostenuta con strategie mirate all'accumulo di energia molto avanzata, bisogna andare avanti su questo. Quarto punto, bisogna entrare nel merito del risparmio energetico e del recupero del calore, che sono aspetti non abbastanza sostenuti in questa fase. Quinto punto, le polveri sottili sono un'emergenza gravissima, accorciano la vita dei cittadini, creano patologie, creano problemi per coloro che hanno patologie continue, e quindi bisogna intervenire al più presto con una exit strategy dai fattori che queste le causano: centrali a carbone, inceneritori, vecchie centrali elettriche, cementifici, inceneritori e così via. Come ultimo aspetto correlato al precedente, è necessaria un'indagine epidemiologica a largo spettro per identificare quelli che sono gli impatti sanitari e sociali delle polveri sottili che sono presenti nell'area del Veneto. È un piano, possiamo dire, ipertrofico dal punto di vista documentale, 1000 pagine, 450 di piano più altri documenti. Non sono certo uno strumento facile da comprendere per il cittadino, che ha solo 3 mesi per poter elevare le sue osservazioni. A nostro avviso si dovrebbe un pochino lavorare di più sulla condivisione, sui modelli condivisi di gestione insieme ai cittadini per quello che vuole essere un piano regionale.
Se continuiamo con questi consumi non ci basterà più un pianeta. Attenzione, la nostra stanza, che è la pianura padana, ha già sorpassato molti limiti di vivibilità. Queste che avete ascoltato sono solo alcune delle criticità. Noi che abbiamo approfondito e studiato il problema nei gruppi di lavoro, abbiamo deciso di socializzare quanto abbiamo riscontrato e anche confrontarci con voi, desiderando sentire le vostre esperienze, le urgenze, i problemi dal vostro punto di vista e confrontarci anche con degli esperti. Pertanto abbiamo organizzato 2 eventi. Il primo evento sarà a Schio, Palazzo Toal di Capra, sabato 18 gennaio alle ore 14:45. Il secondo si svolgerà lunedì 20 gennaio nella sala consiliare della Municipalità di Marghera alle ore 20:30. A Marghera aprirà l'incontro Mirko Rossi, scrittore e divulgatore sui temi dell'energia. Si soffermerà sul tema dell'energia nascosta. Seguirà Gianni Tamino, biologo esperto di questioni ambientali e già professore all'Università di Padova, e tratterà l'argomento ricadute ambientali e sanitarie e dello sfruttamento energetico. Proseguirà Luca Fatandrini, architetto di Zero Energy, con una sintesi ai contenuti del piano energetico del Veneto. Alla discussione hanno dato adesione diverse associazioni attive sul territorio sui temi ambientali come Medicina Democratica, Italia Nostra, l'Assemblea Permanente contro il pericolo chimico e altri comitati, con cui il movimento vuole mantenere rapporti di partecipazione, di discussione continua, perché questi temi non meritano di essere trattati in maniera episodica e superficiale, ma necessitano di un'attenzione continua fino al raggiungimento di risultati concreti. Concludiamo con la frase finale del libro di Jeremy Rifkin. Solo quando cominceremo a pensarci come un'estesa famiglia globale, che non include solo la nostra specie, ma anche tutti i nostri compagni di viaggio nel cammino evolutivo della Terra, saremo in grado di salvare la nostra comune biosfera e rinnovare il pianeta per le future generazioni.